anche all'inizio era solo due motivi, poi l'ho detto. Ah, ok. Ritarato, quindi un po'. Vediamo se possiamo recuperare le altre capisti e dirigenti e poi andiamo giù nel favore. Poi vado al tavolo, poi torno. Quindi da questo sistema di paradigma non è che l'economia civile si pone come un'economia che non porta al progresso, non porta alla crescita, non porta allo sviluppo economico, semplicemente cambia il fine. La storia del bene individuale, ma è la produttoria, cioè il concetto che se viene a mancare un elemento nella produttoria tutto è negativo o zero, insomma. Mentre nell'individualità, nella sommatoria, insomma, può essere qualcuno che venga lasciato indietro. Cos'è la differenza tra una società cooperativa e un'azienda normale? L'obiettivo di una società cooperativa è certamente trasformare un input in un output, ma un obiettivo più alto che è anche trasformare se stessi. Questa tua sensibilità è una tua, diciamo, vocazione, quella di avere un cambiamento anche 0, 10, 20, 5 dei propri risparmi, dei propri soldi, del proprio sviluppo locale e del legame con i soci. Quindi noi abbiamo ideato come federazione 3 anni fa questa iniziativa di educazione finanziaria che è volta ovviamente allo sviluppo e anche per allegrarsi di questo periodo. Come telecamere? Visto che abbiamo giusto con i professori vari, quante ne avete fatte? Tutti le hanno fatte? Sì, tutti 4, sì. No, allora intanto vi diamo il benvenuto e vi spiego cosa succederà oggi. Stiamo un po' qui dove ci spiegheremo una banca, come lavora una banca, vedremo il cavò e poi andremo su per i piani. Ci siamo. Ok, allora vi presento il nostro presidente, l'avvocato Massimo Antonelli, che vi dà il benvenuto. Buongiorno, ciao a tutti. Innanzitutto benvenuti a Cortina, benvenuti all'interno della sede di Cortina Banca. Cortina Banca è una banca sicuramente, ma è qualcosa di più. Poi solo una banca, ma è un ente mutualistico, perché noi abbiamo un importo molto rilevante che ogni anno abbiamo il territorio bellunese, perché noi siamo una banca bellunese, rappresentiamo attività in favore degli anziani, delle persone più deboli, delle persone che hanno bisogno, delle associazioni sportive, ne abbiamo decine, e delle famiglie. Lo facciamo anche sostenendo i progetti e forse chiamiamoli premi di studio, forse qualcuno di voi o avuto o avrà, magari ci sarà un po' di educazione finanziaria, educazione bancaria, ma devo dire sono temi che voi conoscete perché li studiate a scuola e per noi è un motivo di anche diventare anche direttori di un modello e poi chi ha voglia che ha capacità vuol dire che l'avete scelta e quindi questo è già un qualcosa di importante. Vi auguro ovviamente tutto il bene per quanto riguarda i vostri studi. Collega, buongiorno. Non so, ma vedo delle allora questo è il piano sotterraneo della
sono i cavò. Qui ne vedete praticamente della banca. Poi abbiamo un'altra cassaforte dove invece teniamo il contante. I dispositivi ovviamente possono essere aperti o chiusi solo se si hanno degli eccessi. È una cassaforte che non si apre sempre, si può aprire il codice di sicurezza ma solo in determinati orari. Al di fuori di quegli orari la cassaforte rimane chiusa, che sono gli orari che ci servono. L'operazione che adesso farà Eva è l'ultima cosa che fa, perché dura molto di più tutta la faccenda la mattina. Lei ha già fatto tutto e vi fa solo l'ultima fase. Sì, puoi andare su di lì che fra un po'. Ecco, il rullo gira. Adesso quello su a dire di aprire la banca. Sì, è andato su Renzo. Ecco, adesso vi ha già aperto una decina di minuti. Un attimo avanti. Andate avanti. Sì, è molto carina. Sembra divertente. Mi metto qua. Se ci dà. Ok, una cosa qua. Sì, ma no. Allora, partiamo da qua perché è molto più fresco e per armadi perché una volta, diciamo che anche adesso molte persone, soprattutto qua a Cortina d'inverno, se le mettono, però una volta andavano proprio di moda le pellicce e quindi noi abbiamo creato gli armadi perché le persone sia di Cortina ma soprattutto i turisti noleggiavano le cassette così grandi per lasciare le loro pellicce, che sapete che valgono parecchio, nel nostro cavò e venivano praticamente conservate qui. Infatti poi anche a livello di temperatura è sempre controllata la temperatura, proprio perché per aprire una cassetta di sicurezza ci vogliono sempre due chiavi. Una è della banca, una volta era una chiave, viene sbloccata, e la chiave del proprietario della cassetta. Se sbloccata questa cassetta, che adesso lei mi ha sbloccato, se lei non me la sbloccava su, la mia collega, per farmela sbloccare io devo passare alla cassa, devo passare da lei, io firmo che sono entrata a una tot ora, che sono venuta giù, quando esco rifirmo, perché lei deve tenere nota di quanto tempo io sono rimasta qua. Addirittura facciamo le segnalazioni ogni tanto. Io adesso è la terza volta che apro questa cassetta praticamente in 20 giorni, perché siete il terzo gruppo che viene e quindi verrò segnalata come cosa cavolo hai fatto in 20 giorni che sono andata 3 volte nella cassetta, non vado mai, no? Comunque questa è dentro c'è un'altra cassetta che è più o meno grande, allora negli armadi non c'è, no? Però nelle nostre c'è, nelle armadi c'è un altro sistema per la conservazione. Questa è una cassetta, io vengo qui, dentro ci sono le mie cose, quello che voglio, guardo, faccio quello che voglio. Di solito adesso si mette qui, si usa il tavolo, può una persona alla volta venire qui o due se aprono la stessa cassetta, cioè non ci sono mai due intestatari di cassetta qua sotto, sempre uno alla volta. Oppure ci sono fuori degli armadi, prendo, cancello se c'ho dentro il documento, faccio quello che voglio e poi quando ho finito richiudo la cassetta, la rimetto dentro, riprendo la mia chiave che è su, chiudo e la cassetta è chiusa. Me ne vado, torno. Sì?
Assolutamente sì. La cassetta può essere cointestata. Cosa vuol dire cointestata? Il testatario è depositato il nome e la firma, oppure, come per un conto corrente, che può essere cointestato, anche una cassetta di sicurezza. Il proprietario, chi l'ha affittata, ha detto: guarda, oltre a me e a lui che è cointestatario, possono venire a aprire, scritto il nome di mio marito e di mia mamma, perché io ho da una decina di minuti, non di più. Potete, se siete stanchi, fila che uno può anche considerare burocratica, che rottura di scatole, mamma mia, tutte queste firme di mia mamma o del cointestatario delle cassette, e non passassimo per poterla aprire prima su da meno. Quindi tutte queste cose che tante volte rompono le scatole nelle banche, le firme, all'orecchino, all'anello, al quadro, al capello c'è sempre il braccialetto vale poco, per poi stilare un elenco e dire alla fine dentro ci sono 10.000 euro. Come vi dicevo, qui è stata costruita nell'86, quindi. E come si fa a sapere quanto costa? E dove vado a vedere quanto costa? Se allora al supermercato andate corrente dovrete avere. C'è qualcuno che ce l'ha già? La parte o ce l'hanno sotto sul piede, c'è scritto trasparenza. Quando entrate in questa parte e vedete scritto trasparenza, se voi prendete quello di una cassetta di sicurezza è cortissimo, almeno per quanto ci riguarda, sono due facciate, 2-3 facciate, perché le niente. E poi ci sono un po' di spiegazioni di quello che cosa vuol dire cassetta di sicurezza. È quello di un conto corrente, ce l'hanno tutti, anzi, i fogli uguali per tutte le banche, cioè la banca mi sembra un po' chiara. Io riprendo un attimo quello che avete detto a scuola con l'education. Infatti queste articoli se le avete già viste, bene? Portare quello che avevamo visto in termini teorici in aula, cercando di scuola alla pratica quello che invece è la realtà poi fattuale. Questo è fondamentale perché quello che voi imparate a scuola oggi partiamo subito e oggi parleremo di Bitcoin e forse in coda anche un po' di truffe finanziarie. Sì? Per la serie, perché secondo me è una cosa che avrà mai. Io vi saluto. Ciao! Qualcuno che l'ha capito sul serio? Cioè qualcuno dice veramente sì, io so che cos'è. Cioè ti dico. Dico la sua. Wow, non è un problema. Di criptovaluta, sì, che è una valuta digitale, sì, e non ha un valore nominale, sì, un valore reale, e si acquista. Oppure praticamente si crea. Per arrabattarmi. Ma sinceramente, nel senso che tanto Sì, no. Certo che può andare bene perché non necessariamente tutti dobbiamo capire tutto, però di fatto il Bitcoin rientra in un ambito già di difficoltà sua intrinseca, tecnica, più viene anche spiegato sempre in maniera un po' superficiale, ma tu non potrebbe dire spiegami anche la fisica quantistica piuttosto che di cosa stiamo parlando, siamo sempre in una condizione di debolezza, ok? Andiamo subito a vedere allora che cos'è il Bitcoin, il criptovaluta, cosa si chiama una cosa ancora leggermente per arrivare sempre più alla comprensione. Allora,